Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo parlando della 45esima edizione della Fiesta delle Patrie dal Friuli, che è stata celebrata a Vito d'Asio. Tra tante autorità presenti c'era anche l'assessore regionale Roberti, che ha ricordato l'importanza della tutela delle lingue minoritarie e le azioni che la regione ha intrapreso in tal senso. Oggi ritorniamo in presenza in un bel posto, nella montagna, in un piccolo paese di quelli che rappresentano la ricchezza del Friuli Venezia Giulia, e per una ricorrenza che è sicuramente importante non solo per il Friuli, come ho già detto più volte, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. Senta, Roberti, cosa ha fatto la Regione per la tutela della lingua? E le chiedo, ma c'è ancora tanto bisogno di tutelare questa lingua? C'è sempre bisogno di tutelare la lingua, le lingue presenti sul territorio regionale. Per quanto riguarda il friulano, penso al piano di politica linguistica che abbiamo approvato da poco e che rappresenta una svolta rispetto al passato, con interventi importanti, puntuali, dove le chiacchiere stanno a zero e ci sono tanti interventi mirati che vengono messi sul campo. Penso al nuovo regolamento sul finanziamento per gli enti e associazioni che si occupano di friulano, che abbiamo approvato soltanto qualche giorno fa, dopo aver consultato anche le associazioni storiche che si occupano di friulano sul territorio. Penso alla miriade di manifestazioni, di eventi, di progettualità che porta avanti e finanzia l'Arlef come Longa Manus della regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto, e questo penso sia un tema centrale, lo dico anche parlando a Telefriuli, ci sia sempre più bisogno, e anche la regione abbia sempre più bisogno, di coinvolgere il privato nella promozione e nella diffusione delle lingue. In questo anche il mezzo televisivo che voi rappresentate è sicuramente un fattore importante e chiave per andare avanti su questa strada. Soddisfatto il sindaco del paese ospitante Vito d'Asio, che ha detto: abbiamo vinto una scommessa, invito altre località a farsi avanti per un'opportunità come quella che abbiamo avuto noi. Il sindaco di Vito d'Asio è comune ospitante la Fiesta della Patria dal Friuli. Allora Gerometta ha atteso tanto questo momento. Guardi, si può dire che sono anni che lo stavamo aspettando, e in questo ambito devo ringraziare il mio parroco Don Gerometta, che è andato ogni anno a dire la messa in friulano e ha cominciato un po' per scherzo a proporre Vito d'Asio, ma lo scherzo è diventato sempre più battente, la sua richiesta, fin quando è stata accettata, ed è quasi una scommessa questa, perché portare l'evento più grande per la nostra regione in un comune così piccolo come il nostro è una scommessa che noi siamo sicuri di vincere, anche per dare a quei comuni piccoli come noi l'input proprio che è possibile organizzare un evento di questo genere. Quindi è un invito che rivolgo anche ai miei colleghi: fatevi avanti, perché è importante che questo evento avvenga anche in quei posti più piccoli dove si respira ancora un po' delle vecchie radici del Friuli. Imbandierato con l'Aquila anche il centro di Udine, il sindaco Fontanini ricorda l'importanza del 3 aprile 1077. È una storia antica, perché Fevelin dal 1077, quindi il post di anni fa, quando tete di Miece, l'imperatore Enrico IV ha dato al patriarca di Aquilea il potere anche temporale su questi territori, che era il Friuli, non dove il Friuli, perché era dentro anche un tocco di Carinzie, era dentro la Slovenia, si arrivava in pratica fino a Bergamo, in Lombardia. Questo era il patriarcato di Aquilea, quindi un patriarcato, un lavoro grande, che era nato in denanti in pratica fino al 1600, quando è stata abolita. Però dal 1077 questi momenti importanti in cui si dà forza a queste identità che esisteva già, perché il Friuli esisteva già grazie ad Aquilea, grazie al patriarcato, diventa anche un po' di temporale, con un esercito, con delle slecce, con le monete, che in pratica era il Friuli del 1077. E nell'ambito della festa, questa sera Telefriuli dalle 22 proporrà lo spettacolo Ridi per Novai, un musical comico in lingua friulana. Protagonisti sul palco del Palamostre, la compagnia teatrale Maravè di Osoppo, la banda filarmonica di Vergnacco e il coro Primavera dello Zanon di Udine.
La cronaca ora con un giovane di 20 anni che è stato investito la scorsa notte, è accaduto a Udine in via Tavagnaco, erano le 4:30 circa ed è stato appunto travolto da un'auto che poi non si è fermata, riportando diversi traumi gravi che lo hanno fatto trasportare all'ospedale di Udine per le cure del caso. Si cercano automobile e conducente. E la scorsa notte c'è stato un assalto al bancomat di Passons di Pasian di Prato con i malviventi che hanno utilizzato la flex per forza del bancomat ma non sono riusciti ad asportare denaro, procurando solamente danni. I dati sulla pandemia, con oggi 712 nuovi contagi che sono stati rilevati in regione su 6.339 tamponi e test eseguiti. Sono 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, scendono a 140 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Si registra il decesso di un uomo di 85 anni di Gemona. Scendono le persone in isolamento che sono 23.550 nel sistema sanitario regionale. Rilevate le positività di 17 tra medici, operatori e amministrativi. Infine, relativamente alle residenze per anziani, si registrano il contagio di un ospite e di 10 operatori. Tra i settori che sono più colpiti dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia c'è il settore lattiero, con un tavolo che verrà convocato a breve. In una lettera inviata a Federdistribuzione, Assolatte e Confindustria, l'assessore regionale alle risorse agroalimentari ittiche della montagna Stefano Zanier fa sapere che a breve convocherà un tavolo regionale di confronto. Il tema sarà il settore della zootecnia da latte, tra i più colpiti dall'incremento dei costi delle materie prime e dall'emergenza energetica in corso. La situazione, fa sapere Zanier, sta subendo un ulteriore aggravio con la crisi derivante dal conflitto in atto in Ucraina. L'aumento dei costi dei fattori produttivi, ricorda Zanier, implica per la maggior parte degli allevamenti di bovini da latte un reale rischio di fallimento e si registrano già situazioni in cui gli allevatori si trovano costretti a ridurre progressivamente il numero dei capi. Risulta quindi di vitale importanza che l'intera filiera agroalimentare prenda in considerazione queste criticità, considerando anche che il pagamento agli allevatori non deve essere inferiore ai costi di produzione che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA ha stimato sulla base del 2021 pari a 45 centesimi al litro, con un'imminente revisione al rialzo. Secondo l'assessore regionale, in questo contesto l'adeguamento del prezzo del latte riconosciuto ai produttori risulta essere concretamente una delle possibili soluzioni per supportare e garantire la sopravvivenza del sistema allevatoriale. In una lettera inviata a Federdistribuzione della Presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, sull'annuncio del passaggio fuori dal territorio regionale di diverse realtà industriali e bancarie radicate nella nostra regione. La perdita progressiva o l'alienazione di asset strategici della regione è motivo di preoccupazione, scrive Serracchiani, riferendosi al passaggio in mani padovane della Dolomia, che segna la perdita di un tassello d'eccellenza, pur avendo ragioni industriali, e anche alla volontà di un istituto altoatesino di acquisire il controllo dell'ultima banca autonoma del Friuli Venezia Giulia. È il mercato che ha una sua giusta libertà, puntualizza Serracchiani, ma il pubblico non ha il solo ruolo di spettatore acquiescente. Un ulteriore impoverimento dell'iniziativa regionale, aggiunge poi, sembra emergere dalle posizioni del vertice di Autovie, individuato fuori regione, in dichiarata contraddizione con gli indirizzi regionali e nazionali. Serracchiani conclude: bisogna esercitare un'attenzione più serrata su una regione la cui forza e autonomia sono un valore per il Paese. Entro il 2026 saranno più di 72.000 le abitazioni in regione a essere raggiunte dalla banda ultralarga. L'iter è stato illustrato dall'assessore regionale Pizzimenti. La banda ultralarga in Friuli Venezia Giulia ha raggiunto il 60% dei comuni nelle cosiddette aree bianche, ovvero quelle zone individuate come le più disagiate in materia di connettività internet. Conclusi nei comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano Riviera e Taipana, termineranno in questi giorni anche a Pulfaro, San Pietro al Natisone e San Leonardo, mentre nei restanti municipi saranno ultimati entro la fine dell'anno. L'opera proseguirà fino al 2026 ed è inserita in un piano di respiro nazionale per lo sviluppo della banda ultralarga. Per il Friuli Venezia Giulia entro il 2026 saranno 72.234 i comuni, anzi i numeri civici, che verranno investiti con il nuovo piano, quindi saranno raggiunti
raggiunti dalla banda ultralarga di almeno 1 giga. Dai municipi interessati giunge la richiesta di rassicurazioni anche sui segnali telefonici. Sono ancora molte le frazioni, soprattutto nelle aree montane e nel fondovalle del Natisone, a non ricevere adeguata copertura. Abbiamo istituito un tavolo permanente come Regione, noi siamo disponibili a mettere il costo del traliccio, eventuale traliccio per la telefonia mobile, per poi posizionare le antenne, e i privati poi posizionano le antenne. Quindi trovare un accordo su come operare per arrivare in tempi brevi e nel modo migliore alla soluzione di questo problema. Nono raduno del battaglione Gemona, oggi c'era anche l'assessore regionale Zilli. Lo spirito di sacrificio, di abnegazione, l'attaccamento alla bandiera e quindi alla propria comunità. Questi sono i valori che oggi vogliamo ricordare in un'occasione speciale per Gemona, visto che il battaglione Gemona porta appunto il nome della nostra cittadina, e l'amministrazione regionale che oggi rappresento è fiera di poter dare il benvenuto agli alpini per questo momento solenne, che comunque dà anche un segnale verso i nostri giovani e le nostre future generazioni, perché il senso di attaccamento alla propria comunità, i valori che gli alpini hanno sempre portato nei nostri cuori sono i valori della nostra società e devono essere anche ben presenti per le generazioni future. E ora a Casarsa della Delizia per le amministrative, a sfidare Claudio Colussi ci sarà Flavia Leonarduzzi. Flavia Leonarduzzi, attuale presidente del centro studi Pierpaolo Pasolini, è la candidata sindaca di Casarsa della Delizia per le prossime elezioni amministrative. 64 anni, un trascorso da dirigente nella pubblica amministrazione, e sostenuta dalla civica Cittadini Protagonisti e dal Partito Democratico. Una scelta, la sua, nata dopo un'attenta riflessione. Ho pensato questo: restituire alla comunità di Casarsa, che amo, il mio bagaglio di esperienze cresciute negli anni. Ho avuto degli importanti maestri, ho pensato proprio questo: restituiamo in termini di capacità all'ascolto, capacità alla collaborazione, capacità alla messa insieme di quelle che sono complementarietà, e restituiamole alla comunità di Casarsa e di San Giovanni. A sostenerla sarà una squadra eterogenea. I compagni di avventura saranno i giovani che si sono resi disponibili alla nostra competizione collaborativa, e anche i meno giovani. Leonarduzzi se la dovrà vedere col già sindaco Claudio Colussi. E siamo allo sport con una spettacolare Udinese che al Friuli ha battuto 5-1 il Cagliari. Sentiamo mister Cioffi. Sono soddisfatto della mentalità che la squadra ha avuto. Venivamo da un percorso con atteggiamento e mentalità giusta, e la nostra sfida di questi 15 giorni è stata quella di mantenere questo atteggiamento nella gara di rientro, e credo che l'abbiamo visto. Poi noi vogliamo essere riconosciuti dai nostri tifosi come una squadra che sputa sangue, e sputare sangue non vuol dire solo correre da gomitate, vuol dire anche giocare a calcio, vuol dire rendere orgoglioso chi ti guarda di ciò che vede e di ciò che in fondo lo rappresenta. Credo che oggi sia stata la vittoria della squadra. Bram rientra dopo un lungo periodo di stop e fa una grande partita, gioca Isaac e fa una grande partita, hanno fatto tutti una grande partita, e sono convinto che la vera conquista di oggi è che l'atteggiamento della squadra è stato sempre solito: chi è entrato, chi è uscito, stesso filo conduttore, che è quello per cui lavoriamo. Tra poco Sport FVG con i risultati del calcio dilettanti. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata, arrivederci.